Buongiorno amici juventini e non, buongiorno, si inizia, siamo lunedì, cominciamo un'altra settimana, ci mettiamo alle spalle quella vecchia, quindi il campionato cosa dice? Dice Inter prima, Juve seconda, a due lunghezze, quindi tutto rimandato fra 2 settimane per riprenderci la prima posizione. Questo è l'ultimo banco di prova, vediamo di che pasta è fatta la Juve, se è pronta per vincere lo scudetto, se no ci dobbiamo accontentare della qualificazione alla Champions. Inter vince 2-0 col Frosinone e con un gol di Marco e un rigore di Cialanoglu, un gol di Marco da centrocampo quasi, poco più, poco meno, non ha importanza, almeno 50 metri, che secondo me non voleva tirare in porta. Per me quello è un lungo lancio che ha preso quella parabola imprendibile, tra l'altro, per il portiere. Ma per me loro stanno facendo un cinema, golasso. Per me quello è un lancio classico lancio in profondità, è finito in porta, cambia poco, il gol vale, vincono quest'altro e rimangono, si riprendono la prima posizione. Ora a toglierla dobbiamo essere noi, quindi da lì vedremo se la Juve può vincere questo scudetto o può fare solo la conquista. Che vi posso dire, staremo a vedere. Fatto sta che ora la via del derby si fa calda, quindi avremo tempo per parlarne nei social, nei giornali, nei TV, si parlerà forse solo di questo e poi vedremo. Ragazzi, per il momento è questo: Inter prima, Juve seconda. Vi saluto.